partiti, con Paperino che va davanti, Paprika Daghi lì sotto, poi gli altri con il numero 1 di Pinturicchio ZS allo steccato davanti a Pearl Knight, all'esterno gira Perno degli Ulivi. Paperino al comando, Perno degli Ulivi che si fa subito vedere dopo 200 metri in 15,4, sta attaccando Paperino che sembra intenzionato a stare davanti. Perno degli Ulivi non è bellissimo di andatura, Marcello Mattì lo riprende in mano, però i 400 vanno via svelti, passati in 30,5. Al comando Paperino, all'esterno Perno degli Ulivi, c'è la rottura improvvisa di Paprika Daghi che da seconda in corda si getta improvvisamente di galoppo, lasciando la posizione a Pinturicchio ZS. All'esterno Prataline, terza in corda è Pearl Knight. 600, 15,4 anche per questo paletto. Perno degli Ulivi va a insistere su Paperino. Marcello Mattì vuole passare approfittando delle diritture, guardate che andatura particolare che ha Perno degli Ulivi, ma Paperino rientra e così Perno per il momento resta all'esterno. Sempre secondo in corda Pinturicchio all'esterno, sempre Prataline, poi Pearl Knight che ha avuto una corsa perfetta, poi il numero 9 di Pablo Dete. Al chilometro Perno degli Ulivi sembra risolvere la pratica con Paperino, all'esterno Prataline, anticipa anche Pinturicchio ZS, viene il numero 9 di Pablo Dete. Come non detto, perché Paperino rientra a Perno degli Ulivi, non può rientrare però a Prataline che invece dà il parziale con un 15,7 passa a condurre, poi c'è un muro con Paperino, Perno, all'esterno Pinturicchio e Pearl Knight che cerca di infilarsi lì dentro ma non c'è spazio. Prataline è in fuga approfittando anche di un po' di caos, secondo è adesso Pinturicchio, mentre si libera adesso Pearl Knight in anticipo su Pleiade RL. Al comando è Paperino che però, Prataline che però è stanca, arriva Pinturicchio ZS che va su Prataline che è in crisi, Pinturicchio ZS che va a vincere, seconda è Prataline, terza è Pearl Knight. 1,18,1, parziali al contrario, la lotta tra Paperino e Perno degli Ulivi, ha aperto la strada agli attendisti. Pinturicchio ZS con Maurizio Cheli ha avuto il merito di sapersi liberare, è andato a vincere 1,15,2, 1,18,1, 7,80 la quota.